Coronavirus, l'ultima pandemia che spaventa il mondo. Nell'epoca del globale le distanze sono annientate, nulla è più lontano. Anche in Veneto fa paura il virus che in Cina ha ucciso 81 persone, una minaccia silenziosa e invisibile che gli scambi commerciali, così come i viaggi turistici, possono diffondere ovunque. Sicuramente l'attenzione è alta e abbiamo già predisposte tutte le misure necessarie, sia a livello nazionale, quindi il Ministero della Sanità ha già interpellato le regioni, gli uffici prevenzione e noi di conseguenza abbiamo già dato mandato a tutte le singole aziende, ai reparti di malattie infettive, ma anche ai dipartimenti appunto di prevenzione di munirsi, seguiranno delle comunicazioni formali e delle circolari sui comportamenti da tenere. In Veneto la macchina della prevenzione è già in moto. I coronavirus, chiamati così perché al microscopio appaiono come sormontati da tante piccole punte che ricordano quelle di una corona, infettano l'apparato respiratorio e gastrointestinale. Diffusi tra i mammiferi e gli uccelli, da oltre mezzo secolo sappiamo che alcuni possono infettare gli esseri umani. Spesso tra le cause del raffreddore comune non sono poi così rari, ma alcuni sono più aggressivi e l'ultimo ceppo, da poco identificato in Cina, inizialmente causa sintomi simili a un'influenza. I sintomi sono quelli di una polmonite, quindi febbre elevata, tosse, difficoltà respiratoria, una sindrome severa per quanto noi sappiamo adesso, non sappiamo se possano essere anche dei casi di bassa portata clinica. Naso chiuso, mal di gola, spossatezza, febbre. La malattia può progredire infiammando i polmoni e in mancanza di cure adeguate in fisici già debilitati potrebbe diventare molto pericolosa. Attualmente il nuovo coronavirus si è rivelato mortale nel 2,7% dei casi, un numero ridotto rispetto alla SARS che nel 2002 fu letale nel 15% degli esiti, ma anche rispetto alla pandemia da virus H1N1, la cosiddetta febbre suina che 11 anni fa uccise circa 500.000 di persone in tutto il mondo. Oggi però ci sono tutte le condizioni per individuare in tempo e isolare i casi sospetti di coronavirus. Una persona che negli ultimi 14 giorni sia stata in quella specifica zona della Cina o che abbia avuto un contatto diretto con un caso documentato. Questa è la definizione di caso sospetto data dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, ripresa dalle autorità nazionali, dal Ministero della Salute e che noi utilizziamo per indagare sulle persone i casi sospetti. Il Ministero della Salute che ha costituito una task force nazionale, noi faremo altrettanto a livello regionale in modo poi da coordinare i lavori all'interno delle singole aziende sanitarie sulle indicazioni che sono anche arrivate dall'OMS.